per disponibilità istituzionali. Ovviamente il convegno è stato anticipato oggi, ma è un interessante e significativo preludio a quella che è la festa dell'UMA, questa tradizionale kermesse di Solomai. Oggi abbiamo qui, per un saluto veloce, perché poi dirà qualcosa alla fine, in attesa, noi stiamo aspettando il ministro del Girolamo che ci renderà argomenti, aggiungeranno qualcos'altro, per cui inviterei i relatori a partire da chi farà i saluti istituzionali, a rispettare dei tempi europei, anche i relatori che dovranno intervenire con il supporto di slide. Mi rivolgo al dottore Bosco e a Franca. Il vino della nuova politica agricola comunitaria, proprio nei giorni in cui il presidente Masiello, assieme al presidente della Pro Slovacca, al sindaco Sant'Anastaso e al presidente della cantina sociale di Slovacca, cantina di Slovacca, mi invitavano a fare da moderatore. Io stavo lavorando alla raccolta di tutti i discorsi, tutte le interrogazioni, tutti gli interventi fatti in Parlamento europeo da un parlamentare europeo che non c'è più, Peppino Mottola della Coldiretti, e stavo in quei giorni meravigliandomi non poco di quanto interesse ci fosse, ed era prima degli anni 90, sulla tabacchicoltura, sulle quote. Ho scoperto che addirittura la Comunità Europea, o meglio, il Parlamento Europeo, l'Europa, la Commissione, tutto ci contavano le quote di tabacco, anche il Venezuela, altro che quote latte. E oggi noi parliamo di parte parlando della viticoltura, del vino. Abbiamo già dimenticato parte per altre tipologie di culture, per altri comparti, però stiamo rivisitando anche la nostra vocazione. Qua siamo veramente nella terra del vino. Mi fa piacere vedere e salutare tutti i rappresentanti istituzionali, massimi, tutti i sindaci del vino, ed è bello che la cantina di Slovacca abbia raccolto attorno a sé non solo gli operatori, non solo i rappresentanti delle associazioni di categoria, ma i sindaci del vino di questo territorio meraviglioso, del Slovacca, che è un po' l'epicentro. Per cui dopo il saluto istituzionale del moderatore io do subito la parola al professore Antonio Sant'Anastaso, che ho scoperto essere il fratello di un grande amico che non c'è più, Andrea Sant'Anastaso, con il quale abbiamo condiviso molte esperienze culturali anche all'estero, per cui do la parola velocemente al sindaco Sant'Anastaso come padrone di casa, poi a seguire interpretare il presidente della Proloco di Slovacca, mio amico Tomasiello, e poi il dottore Carlo Nicoletta, presidente della cantina di Slovacca. I saluti saranno veloci perché loro si riserveranno di dire qualcosa alla presenza del ministro che sta per raggiungerci. Grazie a tutti e buona partecipazione a questo convegno che sarà sicuramente foriero di interessanti